Ben ritrovati dalla redazione. Incidente mortale alla Tisana nel tardo pomeriggio di ieri in via Lignano Nord, dove intorno alle 18:30 sono entrate in collisione un'auto e una moto lungo la strada regionale 353 di fronte al ristorante alla Botte. Nell'impatto ha perso la vita il motociclista, un 26enne di San Vito al Tagliamento. A bordo dell'auto una famiglia di 3 persone, ferite lievi per il guidatore che è stato accompagnato in ospedale con un'ambulanza. Sul posto sono intervenuti il personale SORES, l'elicottero del pronto intervento, i vigili del fuoco e i carabinieri di La Tisana. È tenuto in coma farmacologico, da quanto si è appreso, Andrea Pizzin, il 19enne di Pieris, ricoverato a Cattinara a seguito del gravissimo incidente avvenuto sabato alle 5 sulla A4, poco dopo il casello dell'Isert. Restano pertanto critiche le condizioni di salute del ragazzo indotto in stato di incoscienza, come almeno trapela Pieris, frazione di San Canzian di Sonzo, dove risiede la famiglia. Si insedia oggi a Trieste il nuovo prefetto Giuseppe Petronzi. Come primo atto del suo nuovo incarico, omaggio alla città con la deposizione di una corona di alloro al monumento ai caduti sul Colle di San Giusto. Indicativamente nei primi giorni di agosto convocherà il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica dopo una riunione di coordinamento con le forze dell'ordine. Nel primo tavolo del Comitato convocato da Petronzi, il Comune sottoporrà 2 questioni, quelle che per il sindaco di Piazza e per l'assessore alla sicurezza Caterina De Gavardo sono tra le più urgenti: la sicurezza nella zona tra Piazza Garibaldi e Piazza Perugino e l'occupazione dei migranti di alcuni magazzini del Porto Vecchio. La maglia verde conquistata da Jonathan Milan al Tour de France riempie di orgoglio e conferma la tradizione sportiva e ciclistica del Friuli Venezia Giulia ai massimi livelli. Il campione è un modello per tutti i giovani che nelle varie discipline nella vita possono ambire a ottenere grandi risultati abbinando al talento la forza morale e grandi sacrifici. Sono parole del governatore Massimiliano Fedriga. Il risultato incredibile di Jonathan tiene alta la bandiera dell'Italia in una competizione durissima che vede gli azzurri assenti dalla classifica generale, ha affermato Fedriga. Buia è in festa, ha concluso il governatore, e tutti gli sportivi regionali applaudono un atleta che continua a scrivere pagine indelebili nella storia del ciclismo. Uno sguardo alle previsioni meteorologiche per la giornata. Fino al mattino su Pinore Costa piogge abbondanti e temporalesche, possibile qualche temporale forte in giornata, cielo da nuvoloso a coperto con piogge più attenuate, in genere deboli o moderate e intermittenti sulla costa e sulle zone orientali, a tratti bola moderata, forse anche sostenuta a Trieste e sul Carso. Per quanto riguarda le temperature minime in pianura, fra 16 e 19, sulla costa fra 18 e 20, le massime fra 22 e 25 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA e FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con informazione, grazie per averci seguito, a più tardi.